Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come ogni venerdì vi portiamo un po' con noi, vi facciamo vedere un po' quelli che sono i lavori, le mansioni che dobbiamo andare a fare durante i vari periodi dell'anno. Stiamo registrando questo video nella seconda metà del mese di febbraio e ci occupiamo ancora una volta di potatura. Ecco, come potete vedere ci troviamo nel nostro impianto di kiwi e oggi ci dedicheremo appunto alla potatura dei nostri kiwi. Ecco, avevamo fatto già dei video sulla potatura in realtà dell'Actinidia, che sarebbe il nome corretto, ecco, della pianta che poi produrrà i kiwi, e magari vi rimandiamo là appunto ad alcuni concetti un po' tecnici. Magari oggi riprendiamo alcune nozioni e comunque facciamo vedere un po' di tagli di queste piante. Diciamo, le cose un po' tecniche da riprendere sono queste: conoscenza dei tipi di tralci, dei tipi diciamo di rami da tenere, e un po' capire in che zona appunto andare a lasciare il numero diciamo questi rami, e soprattutto sapere quanti numeri, insomma quanti tralci tenere per fare una corretta produzione, ecco, di kiwi. Ecco, noi per andare a potare bene i kiwi dobbiamo cercare di trovare i rami più vicini possibili alla pianta e meno, diciamo, vicini alla porzione esterna. Per fare questo quindi dobbiamo andare a rimuovere tutte quei pezzi, diciamo, di rami che sono, diciamo, nella porzione più periferica, quindi più distante dal centro, dalla testa della pianta. Per cui prima liberiamo fuori bene in generale e poi, vedete, cerchiamo i rami proprio in queste porzioni e non nella porzione qua periferica. Ovviamente nell'andare, diciamo, ad avvicinarci alla testa della pianta dobbiamo andare anche a riconoscere quelli che sono i rami da tenere, e ovviamente i rami da tenere, abbiamo fatto anche i video appunto dove spiegavamo, sono proprio questi, cioè i rami di un anno, quindi quelli che sono diciamo frutto dei germogli nati nella scorsa estate. Ecco, ovviamente poi nell'andare a fare la potatura dobbiamo riconoscere quelli che sono i legni più giovani, quindi quello di un anno rispetto al legno più vecchio. Vedete come il legno più vecchio è tendente più a un grigio marroncino, ma è più grigiastro, ok? Quindi un po' più chiaro, mentre il legno più giovane, che è come questo, è appunto il legno di un anno, che serve a noi per andare a selezionare e a tenere per l'anno prossimo, quindi per la prossima stagione, ecco, è di colore un pelino più brunastro, per cui già questo ci fa subito capire all'occhio, ecco, che questo è un ramo giusto da tenere quest'anno. Ecco, vedete il dettaglio, questo è il legno di 2 anni che sta già diventando più grigiastro, mentre qui di fianco parte da questa gemma, è partito questo germoglio che poi è lignificato, vedete com'è più rosso brunastro, ed è tipico appunto del colore del legno giovane. Ecco, una volta aver individuato, diciamo, i rami di un anno, quindi quelli giusti da tenere, così è giusto anche sapere un po' le diverse tipologie di rami che ci possiamo andare a trovare. Questo per esempio sono dei rami indeterminati, cioè che vedete come avevamo fatto anche il video gli altri anni, vedete come hanno questo ricciolo che tende a tornare indietro e aggrovigliarsi attorno all'asse principale del ramo. Vedete come in questo caso si stanno arricciolando creando una doppia elica, diciamo, tra 2 rami. Sono indeterminati perché continuano di fatto a crescere. Questi comunque sono tendenzialmente dei rami che portano molta vegetazione e comunque sono rami produttivi, e sono rami che forse tendono a essere un po' tanto legnosi e un po' meno flessibili nella porzione iniziale vicino alla testa, diciamo, della pianta. Ecco, la seconda tipologia, categoria, diciamo, dei rami sono quelli determinati. Generalmente sono più corti rispetto a quelli indeterminati, nel senso che a un certo punto bloccano, diciamo, la loro crescita e terminano generalmente con una doppia gemma. Hanno una lunghezza di 1 metro, 1 metro e mezzo, come vedete, quindi più o meno ci siamo come lunghezza, e in questo caso è un ramo che sicuramente porta frutto, è un ramo che una volta selezionato, una volta legato, sicuramente ci darà grandi soddisfazioni a livello di produzione.
Infine i rami di un anno possono avere una lunghezza di un 20-30 cm e sono per esempio questi che non vengono legati perché ovviamente sono corti, possono essere selezionati comunque per la produzione, ma sicuramente non è la prima scelta, cioè generalmente noi teniamo un numero varia dai 7 ai 10 rami parte per parte, eventualmente questi li teniamo se non ci crea troppo fastidio, troppa confusione, ma ovviamente non è la prima selezione che andremo a fare perché la loro lunghezza ci fa già capire che non sono così tanto produttivi. Ecco, infine l'ultima analisi o comunque considerazione da fare sui rami è relativo alle gemme, cioè noi abbiamo tutte ogni 10 cm, ma anche meno perché vedete sono anche un po' più ravvicinate, 5, 6, 7 cm, abbiamo disposte tutte le gemme che vanno dalla porzione più vicina ovviamente al ramo di 2 anni fino all'apice. Queste gemme in realtà non sono proprio tutte uguali perché nella porzione iniziale abbiamo 2 o 3 gemme un po' più piatte, quindi un po' più meno pronunciate. Man mano che andiamo verso la porzione più apicale diventano sempre più pronunciate e ovviamente anche questa caratteristica è tipica dei rami dei kiwi. Ecco perché alcune sono più piatte, le prime 3, 4, 5 gemme sono più piatte e poi diventano sempre più pronunciate, perché le prime gemme tendono a fare legno, cioè quindi più che andare a fare produzione porteranno rami molto robusti, mentre nella porzione finale, come si può vedere anche nella, in un ramo appunto di 2 anni, vedete come le porzioni finali troviamo dei rami che sono limitatamente sviluppate rispetto, se vedete questo ramo andando a ritroso, nelle prime gemme ha creato questo bel ramo lungo, vedete, che ha creato ovviamente che ha dato origine a questo ramo lungo, per cui le ultime gemme faranno delle branche molto più corte e faranno produzione di frutto, mentre le prime gemme porteranno molto più probabilmente a questo tipo di legno più sviluppato. Ecco, in questo caso è proprio emblematico vedere come le ultime gemme del nostro ramo hanno prodotto più frutta, vedete tutti questi piccioli sono stati un distacco appunto del frutto rispetto alla lunghezza e quindi rispetto alle foglie, mentre man mano che ci portiamo verso la testa della pianta vedete come c'è più volume proprio di rami molto robusti. Per rispondere a una domanda che c'era stata fatta sotto qualche video della potatura dei kiwi delle stagioni scorse, vedete come noi in questo caso abbiamo tenuto buono questo ramo che verrà ovviamente poi piegato e gestito bene, però vedete come ha già di fatto prodotto anche in questo caso perché ha 2 o 3 piccioli, 3 piccioli che sono sintomo di produzione, di avvenuta produzione, ma ecco, questo è un ramo che teniamo perché non produrrà lui stesso la frutta l'anno prossimo, ma proprio dalle gemme che noi andremo a rispettare durante la stagione, ecco, da lì fuoriusciranno i germogli e dopo pian pianino la parte di frutta. Per cui per rispondere a questo commento, ovviamente sì, cioè anche se il ramo ha già prodotto e ovviamente avrà già prodotto, si può tenere, si terrà proprio perché è un ramo di 1 anno che avrà prodotto la sua quantità X di frutta. Ecco, la potatura dei kiwi sicuramente è un pelino più lenta rispetto alla potatura della vite proprio perché le piante sono più vigorose, sono più importanti da un punto di vista della vegetazione, per cui dobbiamo creare ovviamente molto spazio, tagliare tanto volume di legna in modo tale poi da riportare in equilibrio le nostre piante. Ecco, un'altra considerazione da fare durante la potatura dei kiwi che secondo noi può essere valido come sistema è che per esempio su questo pezzo di legno che è di 2 anni abbiamo tenuto per esempio 2 rami di 1 anno, nel senso questa situazione non crea sofferenza per quanto riguarda la pianta, per cui possiamo anche trovare delle soluzioni di questo tipo. Poi noi tendenzialmente andiamo a selezionare almeno una decina di rami da una parte e una decina di rami dall'altro lato, ovviamente poi dipende dalla vigoria della pianta, a volte ne lasciamo anche di più, in modo tale che venga ben equilibrata la pianta stessa e si abbia una buona produzione.
Poi tendenzialmente in fase di potatura così magari ne teniamo alcune in più, per alcuni rami in più, perché durante la fase di piegatura può succedere che si rompano, si spezzano, perché ovviamente hanno una buona elasticità ma fino a un certo punto, quindi ci teniamo qualche ramo in più di riserva che eventualmente possiamo andare a legare. Ecco, la potatura va fatta anche in base un po' a un'idea di legatura, quindi cerchiamo di andare a distribuire bene la presenza dei nostri rami selezionati, in modo tale da non avere troppi rami che partono da un unico punto o un punto molto ravvicinato, ma cercheremo, adesso qua anche in questo caso andremo a sfoltire un po' questa pianta, cercheremo di distribuirle in modo tale che lungo tutto lo sviluppo della pianta, ecco, abbiamo i vari rami da poi andare a piegare e legare in modo più ordinato possibile. Qualche anno fa tendevamo a tenere veramente meno rami per pianta, 6-7 da una parte, 6-7 dall'altra, perché così avevamo avuto questo consiglio. Poi in realtà ci siamo accorti che le piante che resistevano di più ai calori estivi erano quelle che in realtà su quelle avevamo lasciato qualche ramo in più. E da lì ci siamo accorti e abbiamo pensato di provare a tenere magari un po' più di vegetazione, e forse perché fa un po' più di ombreggiamento e quindi sembrerebbe, almeno per quanto riguarda la nostra piccola esperienza almeno nel nostro campo, funzionare in questo modo, nel senso qualche ramo in più lo teniamo da creare comunque un po' di ombra. Vedete, tra l'altro anche tutte queste piante tendono a avere uno sviluppo un po' a cespuglio. Vedete come questo era il ramo storico, il tronco storico, ma in realtà sono state un po' allevate un po' più a cespuglio, vedete anche in questo caso, ma un po' tutte sono così in questo appezzamento, perché anni fa c'è stato un grande attacco qua di batteriosi, di moria del kiwi, e cercavamo di allevare un po' i polloni, quei rami che partivano un po' dal basso, nella speranza di poter in qualche modo far ripartire le piante. Ecco, noi ci troviamo bene quando ci approcciamo appunto alla potatura della Cnidia, andare a tagliare appunto, come dicevamo, tutte queste componenti qua, perché noi appunto dobbiamo andare a cercare i nostri rami per la produzione della stagione, ovviamente non, come dicevamo, in questa porzione distale, ma in questa parte qua, più vicino alla pianta stessa. Per cui prima liberiamo gli spazi, perché la pianta della Cnidia è veramente molto vigorosa, per cui ci facciamo un po' di largo, ci facciamo un po' di spazio, e dopodiché procediamo con la nostra selezione dei rami da tenere per andare a produrre e portare in equilibrio, diciamo, la pianta. Ecco, noi in questo video abbiamo cercato di riprendere in mano, diciamo, quelli che sono i grandi temi i grandi capitoli, diciamo così, della potatura della Cnidia, che è veramente molto complesso come lavoro, è sicuramente un po' più diciamo complesso, sì, un po' più che difficile, ma comunque ha molti spunti, ecco, da tenere in considerazione rispetto magari alla potatura della vite, che una volta impostata la pianta è un po' più meccanica, se vogliamo, la potatura stessa. Qui insomma bisogna andare a riconoscere bene le varie tipologie dei rami, come abbiamo visto, insomma un po' di diciamo un po' di lavoro in più c'è. Quindi abbiamo ripreso un po' questi temi. Ovviamente non riusciamo a fare tutto quello che è il lavoro invernale in un unico video, per cui ci fermiamo qua. Nel prossimo video magari tratteremo argomenti come la differenza tra una pianta maschio e una pianta femmina di kiwi, che generalmente sono presenti entrambe negli impianti, e poi magari andiamo a trattare appunto altri temi come la legatura, la piegatura dei vari rami e tecniche di legatura.
Poi magari nei commenti ci potete scrivere voi come siete messi, se avete già fatto questo lavoro, se lo state, diciamo, se ce l'avete in programma di fare nelle prossime giornate, e magari se volete scriverci come siete messi a livello di batteriosi, di moria delle piante, se siete riusciti a tenere sotto controllo le malattie, e magari con che tecnica, in che modo siete riusciti. Quindi ci farebbe molto piacere. Ecco, noi, come dicevamo, abbiamo un po' visto per esperienza che lasciando magari qualche ramo in più, creando un po' più di ombra, abbiamo visto che le piante soffrivano un pelino meno. Per esempio le piante più isolate, perché magari hanno dei buchi, delle fallanze vicino, ecco, tendevano a seccarsi un po' di più, invece magari quelle piante sono 2 o 3 in fila e si fanno un po' ombra tra di loro, abbiamo visto che riuscivamo a tenerle un po' più sane. Ecco, quindi magari se avete qualche suggerimento, qualche cosa, ovviamente ci farebbe super piacere. Ecco, allora noi siamo arrivati alla fine anche di questo video, quindi come sempre vediamo appuntamento venerdì prossimo con una nuova puntata, ovviamente un nuovo capitolo sulla gestione dei kiwi.